Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Laura Famulari nella qualità di componente il comitato 50 anni processo Risiera, perché venerdì e sabato, quindi dopodomani e sabato, è in programma un convegno che proprio riflette a 50 anni di distanza su quell'evento, su quel processo. Il convegno si svolge il primo giorno, venerdì 15 maggio, nell'Aula Magna dell'Università di Trieste e il giorno dopo, sabato 16, nell'Aula Magna però della sede universitaria di Via Filzi, quella che noi chiamiamo Scuola Interpreti, insomma. Tanto grazie per essere venuta nei nostri studi. Prima di parlare della struttura stessa del convegno, che devo dire la verità è molto interessante e molto particolare, perché è stato così importante quel processo? Io ho ricordi molto vaghi, perché avevo 12 anni, però qualcosa ricordo, però, ripeto, 12 anni non è che... Perché però fu così importante? Innanzitutto buongiorno, grazie per l'invito, grazie ad Umberto Bosazzi e un saluto caro a tutte e a tutti. Perché fu così importante? Perché dopo decenni di silenzio, che peraltro poi sono anche continuati, c'è stato il primo processo ai crimini nazifascisti che si è tenuto, anzi l'unico, in Italia. E quindi si è sentita l'esigenza, a distanza di 50 anni, perché il 9 aprile erano esatti 50 anni dalla lettura della sentenza, di fare un'analisi storico-giuridica sull'importanza sia di natura storica che di natura processuale, perché ha segnato una svolta anche dal punto di vista della procedura e dell'approccio giurisdizionale, un'analisi approfondita in modo da riattivare la memoria, perché questo convegno si inserisce in un ambito di iniziative più vasto, che sono proprio un'operazione di memoria, e soprattutto di approfondire tanti aspetti, mettendo insieme anche tanti saperi che forse vanno messi all'unisono per restituire anche alla città, nonché alle varie discipline, un approccio multidisciplinare diverso. Tra l'altro credo che, se non mi sbaglio, proprio il giorno della lettura della sentenza una targa è stata posta all'interno del Tribunale proprio per ricordare appunto quel processo. Insomma. Sì, una targa trilingue in italiano, inglese e sloveno, che ricorda quel processo, come in altri posti in Europa è accaduto in occasioni analoghe, proprio perché, ed è anche una delle ragioni e dei momenti in cui si è sviluppato il dibattito spontaneo che poi ha costituito questo comitato per i 50 anni per l'iniziativa per il processo della Risiera, e in cui siamo riusciti a coinvolgere, anzi alcuni ne sono stati veri e propri promotori, tanti ambiti quali l'Università di Trieste, l'Università di Udine, poi hanno collaborato contribuendo l'Associazione Nazionale Magistrati, la Fondazione CR Trieste, poi nella realizzazione, dirò anche della terza iniziativa, l'ANED e vari altri istituti, poi li citerò per non dimenticare nessuno, che hanno insomma contribuito sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista organizzativo, operativo, a sostenere questo gruppo di iniziative, una delle quali era la posizione della targa, e come dicevo l'idea è nata perché ci sono tanti giovani, tante persone che frequentano il Palazzo di Giustizia e gli ambienti giudiziari che magari a 50 anni di distanza possono non sapere quello che lì è accaduto. Invece la memoria è fondamentale per evitare che alcune cose non accadano mai più, ed è importante da restituire alla città che questa storia dolorosissima ha vissuto. Tra le altre iniziative, proprio nell'ambito della memoria, grazie all'ANED che ne è stata promotrice e realizzatrice, abbiamo apposto delle grandi fotografie con dei pannelli all'interno del Palazzo di Giustizia, in una mostra fotografica che narra tutto il processo, è appunto visitabile dalle 8 alle 14, da lunedì al sabato, ancora a fine maggio. E poi arriviamo al convegno,
in cui come magari poi illustreremo, non so quanto tempo ho, si sono messi insieme tantissimi soggetti, sia importanti storici che importanti accademici che importanti magistrati, sia civili che militari, che affronteranno tutti gli aspetti correlati al processo, e quindi riusciremo ad avere un approccio nuovo che poi verrà discusso nella tavola rotonda che si terrà appunto sabato in via Filzi, alla ex scuola interpreti. Grazie anche ai promotori, magari entriamo nel dettaglio perché ho citato l'Università di Trieste, sono proprio il Dipartimento di Scienze Giuridiche e della Traduzione che ha promosso il convegno, e poi, se mi permette di leggere i nomi dei componenti del comitato, che sono la sottoscritta, Stefan Ciok per la sezione di storia ed etnografia della Biblioteca Nazionale Slovena, Silvio Maranzana, giornalista e scrittore che non ha bisogno di presentazioni. Sto leggendo coloro che partecipano in realtà alla tavola rotonda di sabato: Giorgio Liuzzi, collaboratore dell'IRSREC, Federico Tenca Montini, che fa parte di un centro di ricerche scientifiche di Capodistria, Antonietta Colombatti, Gianni Petteani, Renato Kneip, Paolo Alessio Verni, Alessandro Cuccagna, presidente dell'Ordine degli Avvocati, e Luca Baiade, ex magistrato ordinario, attualmente magistrato militare della Corte d'Appello di Roma. E questa sarà la tavola rotonda di sabato. Il comitato è composto da me, da Stefan Ciok, dal dottor Vernick, il presidente della sezione penale della Corte d'Appello di Trieste, dal professor Barberis e il professor Dolso dell'Università di Trieste, dal professor Ferrari dell'Università di Udine, da Franco Ceccotti, che è uno storico dell'ANEC, appunto, ha allestito la mostra. Sì, credo di aver detto tutti. Ci siamo riuniti per più di un anno per organizzare, mettere insieme tutto questo lavoro, e ringraziamo tutti i soggetti che ci hanno supportato, in primis il Comune, che proprio ha posto la targa e che è coordinatore delle iniziative, e poi anche, come dicevo, NM, Fondazione CR Trieste, e poi tutti i patrocinanti, dalla Regione Friuli Venezia Giulia a tanti altri soggetti, insomma, importanti del territorio. Tra l'altro, nella giornata di venerdì proprio, ad aprire la seconda sessione, questo mi fa molto piacere perché ad aprire la seconda sessione c'è la proiezione di una puntata di una vecchia trasmissione RAI curata da Ennio Mastrostefano, mi ricordo ancora il nome, che proprio si chiamava AZ, un fatto come, perché la mia generazione ha un debito di riconoscenza nei confronti di parecchie trasmissioni RAI, e questa credo che fosse stato anche estremamente importante che vi fosse stata questo tipo di copertura di quell'evento, ed è probabilmente forse anche in seguito a questo che nella mia memoria c'è qualche cosa di quell'evento, laddove avete anche ricostruito, immagino di sì, forse non tanto per preparare il convegno, ma proprio facendo parte appunto di un comitato, avete ricostruito come quel processo interessò la città, cioè Sì, sicuramente sì, anche appunto nel coinvolgimento di tutti i soggetti ce ne siamo occupati. Tra l'altro vorrei dire che c'è una coordinatrice scientifica di tutto questo lavoro, che è la dottoressa Carla Lendaro, che è un'ex consigliera di Corte d'Appello, quindi un magistrato, storica, che si sta occupando proprio del processo della Risiera da tutti i punti di vista. Tra poco uscirà, insomma, una pubblicazione sul merito, quindi sicuramente lo abbiamo fatto, e abbiamo voluto restituire, tra l'altro, attraverso la mostra, che è una nuova edizione, anche le fotografie dell'epoca che testimoniano il coinvolgimento di tanti soggetti della città, perché fu un processo molto partecipato. Sentito.
molto sentito ed è molto toccante anche, sia attraverso le immagini fotografiche che quelle audiovisive, vedere il coinvolgimento che ci fu in città. C'è un argomento che viene trattato alla fine, proprio l'ultimo argomento della sessione pomeridiana di venerdì, che mi incuriosisce molto, perché effettivamente io non amo molto le iperboli, però dal processo di Norimberga al processo della Risiera del 76, il crimine di genocidio nel diritto internazionale. È come se ci fosse un collegamento, non è appunto, non è un'iperbole stabilirlo, e anche dal punto di vista iconografico, ripeto, i ricordi che ho possono in qualche modo rimandare. Questo tema, che sarà appunto oggetto dell'ultimo intervento, in realtà sarà toccato anche da molti altri interventi e da altri punti di vista, non ultimo, come dicevo, quello dello sviluppo giurisdizionale, cioè dell'importanza che ha avuto quel processo anche per il diritto internazionale, per come addirittura ci sarà il dottor Verny che immaginerà il processo di allora ai tempi nostri attraverso l'evoluzione che c'è stata a partire dal processo del 76. Cioè ci sono veramente tanti approcci interessanti, tante cose che io, non perché io abbia una conoscenza particolare nella materia, che però ho scoperto proprio parlando poi con i relatori. Per esempio nell'ultimo intervento del sabato, mi dispiace citarne solo alcuni, ma viene così: Renato Kneip, vicepresidente vicario del Comitato Provinciale ANPI, parlerà delle richieste che furono fatte direttamente dalla Germania degli archivi, dei documenti presenti negli archivi e che loro produssero. Quindi ci sono veramente tanti elementi estremamente interessanti. Magari elenco un po'... Sì, abbiamo tempo ancora 2 minuti abbondanti. Ecco, velocemente i relatori, anche perché se fosse di interesse si può partecipare, l'accesso è libero, insomma, in qualsiasi momento della giornata e delle giornate. Ci sarà anche un link che trasmetteremo poi sui social per collegarsi direttamente, ma sarà registrato comunque il processo. Allora, inizialmente abbiamo il professor Mauro Barberis dell'Università di Trieste che coordina la giornata, dopo i saluti ovviamente. Seguirà il professor Roberto Spazzali, che è un importante storico, il cui intervento titola Il peso di un troppo lungo dopoguerra. Seguirà il professor Raul Pupo, Cittadella, confine, ponte, mercato balcanico, Trieste negli anni 60-70. Sì, uno sguardo, dobbiamo anche inserire il processo in quel momento in quel contesto. Certo. Sì. Poi la punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia prima e dopo il processo per la Risiera di San Sabba, il professor Focardi, un altro storico dell'Università di Padova in questo caso. Poi il Museo e Monumento Nazionale della Risiera di San Sabba, la dottoressa Anna Krecic, che è conservatrice del Museo della Risiera di San Sabba. La Risiera e l'opinione pubblica, la missione del giornalista Albin Bubnic, della professoressa Marta Verginella della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Lubiana. Quindi ancora la Risiera, testimonianze e documenti, la dottoressa Dunia Nanut, presidente dell'ANED di Trieste. Quindi alcune riflessioni storiche sul processo della Risiera, dall'istruttoria al processo in corte d'assise, il ruolo e le scelte del giudice istruttore Sergio Serbo, l'esito negli anni 90 del processo istruttorio stralciato, dottor Tristano Matta del RISREX di Trieste, componente anche lui, prima l'ho dimenticato, del Comitato per le iniziative dei 50 anni. Poi il dottor Pierluigi Sabatti, giornalista, coordinerà la seconda sessione che inizierà appunto con la proiezione della puntata della trasmissione RAI AZ, Un fatto come e perché, che appunto descrive il dibattimento 30 anni dopo in Corte d'Assise del Tribunale di Trieste nel 76. Poi la magistratura e la società nell'Italia repubblicana, con l'intervento del dottor Edmondo Brutti Liberati, già magistrato e presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati. Quindi l'amministrazione della giustizia nella zona d'operazione litorale adriatico, la Corte Speciale per la Sicurezza Pubblica, il dottor Carlo Maria Zampi, procuratore generale presso la Corte d'Appello di Trieste. Quindi i procedimenti per i crimini di guerra tra la legge in vigore al momento dei fatti e l'applicazione della legge al momento del processo,
il processo del 76, la decisione delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, il dottor Enzo Santoro, magistrato, presidente del Tribunale Militare di Verona. Ancora il processo della Risera di San Saba tra diritto, storia, memoria e cultura della memoria, giudici e ruoli degli storici nelle aule giudiziarie, modelli di partecipazione e recente orientamento della storiografia francese, la dottoressa appunto Carla Marina Lendaro, già magistrato dell'Università di Trieste, Interateneo Studi Storici Trieste e Udine. Quindi il processo della Risera del 76, memoria e giustizia di transizione, il professor Mitja Jaluz, processuale penalista dell'Università di Genova, dal processo di Norimberga al processo della Risera del 76 e il crimine di genocidio nel diritto internazionale. Professor Pascale. E questa è solo la prima giornata. Solo la prima giornata. Un po' della tavola rotonda ho accennato, dico ancora che ci saranno punti di vista forse anche inattesi nella seconda tavola rotonda, quindi ci auspichiamo la massima partecipazione, insomma, per chi ha interesse per questi temi. La prima sessione incomincia venerdì 15 maggio alle ore 10, ripeto, in aula magna dell'Università, invece sabato si incomincia alle 9:30 e qui si è però nell'aula magna della Scuola Interpreti di Via Filzi. Grazie a Laura Famulari per essere stata con noi, buon lavoro. Per l'interesse. Adesso andiamo in pubblicità, poi il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca. Questa mattina c'è stato un doppio investimento pedonale in Corso Saba. I 2 giovani feriti sono stati portati all'ospedale di Cattinara, pesanti le ripercussioni sul traffico in una zona, quella di Largo Barriera, dove episodi del genere sono accaduti spesso negli ultimi anni. Largo Barriera alla confluenza con Corso Saba, come potete vedere alle mie spalle è in atto un intervento del 118 perché c'è stato un investimento, un doppio investimento. Un'autovettura ha centrato 2 persone, 2 giovani, entrambi i feriti sono coscienti e in questo momento il personale del 118 li sta assistendo sul posto. È molto probabile che poi saranno portati a Cattinara. Logicamente, stante anche la zona dove si è svolto questo incidente, ci sono delle ripercussioni non di poco conto sul traffico, soprattutto sul traffico proveniente da Corso Saba. Così questa mattina in diretta dal luogo dell'incidente nel corso di Sveglia Trieste. Fortunatamente le conseguenze non sono state gravi, botte e contusioni per il ragazzo e la ragazza investiti in prossimità delle strisce pedonali. La preoccupazione era in particolare per la giovane sbalzata sull'asfalto per diversi metri nell'impatto con il SUV della Mercedes. Entrambi sono stati assistiti sul posto da personale del 118 e poi trasferiti a Cattinara. Sotto shock invece il conducente sloveno alla guida dell'auto, così come il bambino che viaggiava sul sedile posteriore. Se le conseguenze sanitarie non hanno destato preoccupazione, altrettanto non si può dire per i riverberi sul traffico. Il sinistro in Corso Saba ha mandato in tilt la circolazione viaria per oltre un'ora, da Corso Italia alla galleria Sandrinelli, da via Carducci sino a piazza Goldoni. Situazione perdurata sino a poco prima delle 10, quando l'arteria è stata riaperta al termine dei rilievi. L'investimento, peraltro, ha avuto come teatro ancora una volta Largo Barriera, zona che sia sul versante in uscita che in entrata dal centro è stata più volte interessata da investimenti pedonali. Anche per questo fu installata sul fronte opposto dell'incidente odierno la segnaletica apposita per allertare i passanti sulla presenza delle corsie preferenziali. Nuovo sequestro di droga da parte della polizia locale, ancora una volta fondamentale il contributo del fiuto del cane Conan. Nei guai 2 triestini, uno denunciato, l'altro arrestato.
Eroina, cocaina, hashish e marijuana. Ancora una volta il fiuto del cane Conan ha fatto centro. Nuovo sequestro di droga della polizia locale di Trieste, nei guai 2 triestini. Nei giorni scorsi in via Marchesetti, nel rione di San Luigi, 2 uomini erano fermi a bordo strada, intenti a scambiarsi qualcosa. I movimenti sospetti sono stati notati dagli agenti della polizia locale che si trovavano nelle vicinanze per un normale servizio di controllo del territorio. Dopo il monitoraggio a distanza della situazione è scattato l'intervento del pastore belga Conan. Gli operatori hanno bloccato i 2 individui prima che potessero allontanarsi. Uno è stato trovato in possesso di alcune dosi di stupefacente appena ricevute, poco più di 1 grammo di cocaina e alcuni grammi di marijuana. L'altro aveva con sé oltre 15 grammi di eroina. Entrambi sono stati accompagnati alla caserma di San Sebastiano. Il triestino che aveva ricevuto la droga è stato denunciato e lo stupefacente sequestrato. Poi il magistrato di turno ha disposto la perquisizione domiciliare nei confronti del presunto spacciatore. A casa dell'uomo gli agenti hanno trovato altri 50 grammi di hashish, oltre della marijuana. Dunque è scattato l'arresto. Il soggetto è stato posto ai domiciliari. Massimiliano Fedriga in testa alla classifica di gradimento dei governatori italiani secondo un sondaggio SVG organizzato per conto dell'ANSA. Il suo futuro politico, stante l'attuale stop al 3° mandato al vertice della regione, rimane però un'incognita. Massimiliano Fedriga è il governatore più amato d'Italia e quanto emerso dal sondaggio SVG per conto dell'agenzia ANSA, in cui sono i 2 governatori del nord-est, Fedriga e Stefani, a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. Il primato di Massimiliano Fedriga, stando alle interviste dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, arriva con un riscontro di gradimento del 65%, in crescita di 1 punto rispetto al 2025, seguito dal veneto Alberto Stefani al 58. Dal sondaggio emerge anche che nei primi 5 posti ci sono 3 presidenti delle regioni del sud, al terzo il presidente della Calabria Roberto Chiuto con il 53, quarto Antonio De Caro della Puglia il 51, quinto Roberto Fico della Campania il 47. È un risultato che ci rende orgogliosi dopo 8 anni di governo della regione e che conferisce un importante slancio a quest'ultima fase della legislatura, ha dichiarato in una nota Fedriga, incoraggiandoci a proseguire con ancora maggiore determinazione nell'attuazione del programma, forti di un consenso così significativo espresso dai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Come negli sport di squadra, ha sottolineato ancora, nessuno vince da solo. Desidero quindi condividere l'esito di questo ultimo sondaggio con la Giunta, tutta la maggioranza, i collaboratori e i dipendenti della macchina amministrativa regionale. È altrettanto evidente come, a fronte di una popolarità del genere, il centrodestra dovrà interrogarsi sempre più seriamente sul futuro del 46enne leghista di fronte all'impossibilità di candidarlo per il 3° mandato alla guida della regione. Cosa ne uscirà? Un incarico ministeriale? La candidatura a sindaco di Trieste? O altro non ancora ipotizzato? Alcune novità decise dal Comune per quanto riguarda i servizi educativi emerse nell'incontro con i sindacati dello scorso lunedì hanno portato CGIL e UGL a proclamare lo stato di agitazione dei lavoratori. Si va dallo sforamento del rapporto numerico tra educatori e bambini alla revisione del piano ferie. Lavoratori dei servizi educativi del Comune in stato d'agitazione. A proclamarlo le sigle FPCGL e UGL dopo la riunione di lunedì scorso con la dirigenza dell'ente, nella quale sono emerse alcune contestate decisioni che, spiegano i rappresentanti sindacali, sviliscono la qualità pedagogica e ignorano il carico di lavoro del personale, a cominciare dal frequente e ormai strutturale sforamento del rapporto numerico tra educatori e bambini. Il personale è sotto pressione. Continua questo stato di emergenza, lavorare in uno stato di emergenza continuo, rapporti numerici chiaramente che non vengono rispettati o rispettati a malapena, con un personale sofferente, c'è un grosso problema di personale supplente, anche delle graduatorie. C'è poi la questione della proposta avanzata dal Comune di anticipare l'apertura di nidi e materne di circa 2 settimane rispetto al calendario regionale. Lo stato d'agitazione nasce da un incontro di qualche giorno fa con l'amministrazione, dove l'amministrazione dichiara che per volontà politica vorrebbero far iniziare prima le scuole dell'infanzia. Ovviamente questo ha turbato un po' tutti.
perché diciamo che anche educatori ed insegnanti hanno delle famiglie. Alla cronica carenza di personale si aggiunge la classica goccia che, a detta dei sindacati, ha fatto traboccare il vaso: la gestione della formazione, quello che viene definito un pasticcio organizzativo per le ferie estive del personale dei ricreatori, ovvero la riduzione dal 40 al 30% dei lavoratori che possono prenderle, comunicata però soltanto l'altro ieri a piano ferie già presentato a fine marzo. Comporta uno stress ulteriore a questo personale che ovviamente direttamente va in qualche modo a incidere sulla qualità educativa. Ora il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, dove ci aspetta il commissario Fulvio De Grassi. Buongiorno. Sì, buongiorno Bosazzi a lei e tutti i telespettatori. Scusi un attimo, siamo abbastanza sì, perché animati. ho sentito che ci sono stati anche altri incidenti oltre a quello che abbiamo testimoniato questa mattina. Prego. Sì, avete già parlato di quello verificatosi in Corso Sabba, all'intersezione con Largo Barriera, un incidente piuttosto serio, un investimento di 2 pedoni, ne avete parlato nel servizio. Adesso ne abbiamo 4 in piedi, 3 solo danni e 1 con ferito in Istria Ponziana. Ci sono dei rallentamenti, non ho idea se ci sono robe gravi, ma non credo. Comunque la viabilità è abbastanza compromessa. Abbiamo mandato una pattuglia per i rilievi e forse anche una per la viabilità, ripeto, su Nerioni San Giacomo Istria, tra Campo San Giacomo e la rotonda di Ponziana. Poi ce ne sono altri 3 solo danni, non dovrebbe essere niente di intralciante. Per il resto non abbiamo in nota come manifestazioni particolarità che possono andare a interferire sul normale andamento della giornata. Comunque invece segnalo alcuni lavori, come sempre, a parte la Galleria Carso chiusa sempre in direzione Trieste. Stamattina erano previsti dei lavori sugli svincoli GVT della Brigata Casale e di Catinara, invece dovrebbero essere stati spostati nel pomeriggio, perciò attenzione, in direzione Trieste gli svincoli di Brigata Casale e Catinara dovrebbero essere chiusi. Ci sono dei lavori anche riguardanti il tram di Opicina e il cambio di carri scudo, e dalle 14 alle 18 divieto di transito in salita Trennovia nel tratto fondo cieco che si diparte dall'intersezione con la via Virgilio, e sospensione temporanea con Moviari, immagino, sulla salita Trennovia. Dovrebbero essere o sostituiti o comunque posti in sede i carri scudo. C'è un senso unico alternato sulla via Carnaro a salire prima della galleria, sempre per lavori, un restringimento del carreggiato su viale Miramare in prossimità dell'intersezione con la via Boveto per uno scavo della rete acqua, perciò anche questo potrebbe causare abbastanza problematica. Non so se sono riuscito a dirvi tutto, comunque per il resto che è poco, il resto è tutto a posto. Ben messi siete, insomma. Grazie. Sì, questa mattina sì. Okay. Grazie commissario, buona giornata e buon lavoro. A tutti. Allora, nuovi spazi di aggregazione con diverse attività previste per gli over 65, inaugurata Casa Marenzi in via dell'Istria 102, un progetto pensato per contrastare il fenomeno della solitudine. Casa Marenzi, via dell'Istria 102, inaugurato lo spazio dedicato alle persone anziane over 65. L'abbiamo ristrutturata sia la parte esterna che anche questo meraviglioso giardino, e ovviamente l'abbiamo anche riorganizzata per dare alle nostre persone anziane sempre più attività. Faremo veramente tantissime attività, dallo yoga alla musicoterapia, la palestra cognitiva, i tanti pranzi condivisi che, come sapete, insomma, se posso partecipo anch'io. Tutto questo per fare ancora più socializzazione, ancora più aggregazione.
È in questo contesto che il Servizio Sociale Comunale ha scelto di agire in modo attivo, aprendo uno spazio che punta a intercettare la solitudine prima che diventi isolamento e rallentare il processo di non autosufficienza, agendo sulla qualità delle relazioni e del benessere quotidiano. Noi siamo in una città, in un mondo in cui per fortuna le persone anziane sono sempre di più e le persone anziane sono affette da una malattia. La principale malattia che hanno è quella della solitudine e noi dobbiamo combattere con tutte le nostre forze questa malattia e l'unico modo per farle è aggregarle, farle socializzare, farle stare tutte insieme. Devo dire che le tante occasioni in cui io sono stato qui a pranzare con le persone anziane sono davvero felici di questo e quindi desidero che siano sempre di più coloro i quali possono beneficiare di questi momenti insieme. Il centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, l'accesso è libero e diretto e può avvenire anche tramite segnalazione del servizio sociale comunale. Chiunque può entrare per partecipare alle attività o semplicemente per chiedere informazioni. Dopo 2 anni si è chiuso un progetto destinato agli enti pubblici e alle imprese finanziato con fondi del PNRR. Oggi nella sede di INSIE il coordinatore del progetto ne è stato tratto un bilancio più che positivo. Il progetto EDIPAI, finanziato attraverso il PNRR con quasi 7 milioni di euro in Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Lazio e Belgio, ha accompagnato per 2 anni enti pubblici, piccole e medie imprese, cooperative ed imprese sociali in una serie di processi di trasformazione digitale sostenibile ed inclusiva, generando ricadute concrete sui territori. Ed è stato oggetto di un incontro nella sede INSIE, il coordinatore dell'iniziativa, che quei risultati ha reso noti. Tutto il progetto è stato costruito proprio con l'obiettivo di creare qualcosa che resterà, quindi dare anche un senso a questi fondi PNRR che noi abbiamo usato proprio per gettare le basi di un ecosistema, delle fondamenta di qualcosa che possa poi continuare a svilupparsi nel futuro. Le attività sono state 1255, 526 per le pubbliche amministrazioni, 729 per le aziende, 421 i soggetti coinvolti, 186 pubbliche amministrazioni, 235 piccole e medie imprese e 344 percorsi che hanno consentito di testare soluzioni tecnologiche prima di investirvi in modo strutturale, 30 i servizi di consulenza specialistica e 408 i percorsi formativi, 3 le direttrici fondamentali attraverso le quali il progetto ha operato: digitalizzazione, sostenibilità attraverso lo sviluppo di soluzioni per città intelligenti ed economia sociale ed inclusione, promuovendo accessibilità digitale, tecnologie assistive e nuovi modelli di didattica. Abbiamo cercato di guardare anche la sostenibilità di tipo economico, perché questi progetti sono molto belli, ma poi nel corso del tempo normalmente significa che per tenerli in piedi banalmente devono essere pagati. Nel corso dell'incontro sono stati forniti esempi precisi dell'utilizzo del progetto. Uno di questi lo ha raccontato il sindaco di Porcia, Marco Sartini. Noi nel 2023 abbiamo aperto il primo sportello unico del Friuli Venezia Giulia, dove i cittadini si relazionano con un unico ufficio e non girano più per la struttura, e da lì siamo partiti con questa idea che ha accolto INSIE e ha sviluppato, e quindi li devo ringraziare per la capacità, la competenza che hanno messo in campo per fornire un nuovo servizio di risponditore automatico che usa l'intelligenza artificiale e capisce il linguaggio semantico, cioè capisce le necessità del cittadino, capisce anche i bisogni e lo stato emotivo, perché a volte risponde anche con dispiacere o con apprezzamento ad alcune domande. Sport, arriva un'altra importante riconferma nel roster biancorosso. Dopo il rinnovo di Facundo Garcia, pallamano Trieste 1970 è lieta di comunicare il prolungamento di contratto con il giocatore Juan Agustín Pauloni, che vestirà così la maglia giuliana anche per la prossima stagione 2026-2027. Giocatore mancino alla destra, classe 2000, nativo di Quilmes, che era arrivato la scorsa estate dall'Albatro Siracusa e che ha chiuso la sua prima stagione a Trieste con 66 reti all'attivo, continuerà dunque a far parte del roster guidato da coach Boris Lisica, una pedina affidabile nello scacchiere triestino dentro e fuori del parquet, le cui qualità hanno convinto società e staff tecnico a puntare nuovamente su di lui in vista del prossimo campionato di Serie A Gold. Fermiamoci adesso per un po' di pubblicità, poi ritorniamo con altri servizi, rimanete con noi. Rientriamo in studio, sono stati illustrati i dati da parte della Polizia Locale sulle occupazioni abusive di alloggi, un fenomeno a Trieste tutto sommato contenuto.
82 sgomberi di alloggi effettuati dalla Polizia Locale fra il 2023 e i primi mesi del 2026, così dai dati illustrati nell'ambito dell'attività volta a contrastare le occupazioni abusive. 20 sgomberi nel 2023, 24 l'anno successivo, 32 nel 2025, numeri dunque che raccontano un incremento. Per ora nel corso del 2026 effettuati 6 sgomberi. Il nucleo interventi speciali e quello di polizia giudiziaria sono i reparti della Polizia Locale che si sono occupati del fenomeno. Però va detto subito, riguarda numeri veramente limitati. Questo perché da una parte ci sono tantissime segnalazioni da parte dei cittadini che sono particolarmente sensibili a questo tema, perché questo fenomeno evidentemente incide un po' sulla qualità della vita, un po' anche sulla sicurezza. Dall'altra parte c'è un intervento sempre molto tempestivo da parte della Polizia Locale, spessissimo in collaborazione anche con i proprietari dell'immobile, con Ater ad esempio, ma anche con eventuali proprietari privati, per bloccare immediatamente il fenomeno nel momento in cui si manifesta. L'Ater è proprietaria di buona parte degli alloggi occupati e primo soggetto danneggiato assieme alle famiglie in regolare attesa dell'assegnazione della casa. Parte lesa di questo fenomeno anche Acegas APS Amga, che subisce le conseguenze dei furti di energia elettrica a causa degli allacciamenti abusivi. Quasi la totalità appunto degli interventi è stato fatto proprio grazie alle segnalazioni dei cittadini. Per questo motivo Ater ha creato un indirizzo mail che tutela il segnalante e lo mette in una totale condizione di anonimato proprio perché non vengono richiesti dati, e l'indirizzo è segnalazione.abusivi@ater.trieste.it. Quindi rinnovo l'invito alla cittadinanza a segnalare possibili situazioni in modo da poi informare tempestivamente la Polizia Locale per gli accertamenti e gli eventuali interventi di sgombero. Ora le parole di Stefano Capanni della Curva Nord sulla difficile situazione che il mondo del basket triestino sta attraversando. Tutto questo non può finire, lo slogan che ci ripetiamo spesso. Una situazione veramente drammatica sta vivendo Trieste con la sua pallacanestro, e voi della Curva Nord avete preso una chiara decisione. Sì, una chiara decisione che però, attenzione, non passi per diserzione totale. In gara 1 e in gara 2 noi a Brescia vogliamo andarci, vogliamo fare la nostra grandissima figura e, come scritto anche nel comunicato, vogliamo sostenere dei ragazzi che non si meritano tutto questo. La nostra decisione parte da un presupposto, la mancanza di chiarezza che c'è stata negli ultimi 3 mesi. Ci sono state interlocuzioni, ci sono stati colloqui, ci sono state chiamate con la proprietà, con la politica, tra la proprietà e la politica, anche non recentemente, anzi recentissimamente possiamo dire, ma di tutto questo non si sa nulla, un giorno siamo a Roma, un giorno siamo a Milano, un giorno restiamo a Trieste. Qualcosa bisogna dire a una città, a una piazza, a una tifoseria che hanno sempre sostenuto tutto questo periodo di fortissima incertezza, in maniera convinta la squadra, che quindi dal nostro punto di vista si merita una chiarezza che ad oggi manca. Qualcuno sa se l'anno prossimo saremo in A1? Se lo sanno, che si parli, il titolo resta a Trieste, che si dica e si parli, si faccia chiarezza. Spariremo, come è successo a Cremona? Lo si dica. Curva Nord ad oggi decide che in gara 3 non presenzierà, invita tutta la tifoseria a fare altrettanto, ma venire all'esterno del palazzetto per tifare per questi ragazzi, ma continua a chiedere chiarezza. Qualora arrivasse questa chiarezza, la nostra decisione è ampiamente rivedibile. Sappiamo, noi vogliamo sostenere questi ragazzi, lo faremo in gara 1, lo faremo in gara 2, vogliamo farlo anche in gara 3, però riteniamo che come prima cosa Trieste meriti un rispetto che in questo momento non viene dato. L'anno che ha fatto riscontrare i migliori risultati di sempre. Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ha presentato i dati relativi al 2025 e sono dati davvero eccezionali. 277.064 spettatori, un incasso complessivo lordo che sfiora i 15 milioni di euro. Il 2025 per il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia è stato l'anno che ha fatto registrare il risultato migliore. E il dato è reso ancora più importante, già che anche scorporando gli enormi numeri registrati dal Cirque du Soleil, 72.697 spettatori, si registra un incremento rispetto al 2024. Per quanto concerne il pubblico, oltre il 15% degli spettatori ha acquistato i biglietti dall'estero.
dall'estero, più del 40% è arrivato da fuori provincia, il 30% da fuori regione. Il pubblico cambia, io dico ormai da anni che non esiste un pubblico del teatro, ma esistono i pubblici del teatro e noi andiamo ad intercettare i pubblici del teatro. Sono così fasce di spettatori con esigenze diverse, aspettative diverse, gusti diversi che noi cerchiamo così di accontentare nel migliore dei modi. Dietro ogni euro incassato, dietro ogni spettatore ci sono delle storie che è anche bello conoscere, che è bello poter raccontare e noi cerchiamo così di intercettare più storie possibili, dialoghiamo molto con il nostro pubblico, cerchiamo di capire le loro esigenze e diamo loro grandissima attenzione. Le alzate di sipario fra Sala Assicurazioni Generali e Sala Bartoli sono state 471. Gli spettacoli più visti: Cats, Mamma Mia, Trieste 1954 che ha aperto l'attuale stagione e financo Since I've Been Me, la rilettura non facile di Pessoa diretta da Bob Wilson. Non bastasse, bisogna sottolineare l'attività di produzione dello Stabile. Nel corso del 2025 gli spettacoli col marchio Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia sono stati visti da 137.347 spettatori, fra Trieste e le città italiane toccate dalle tournée. Il nostro teatro è fortissimamente impegnato nei progetti produttivi. È stato un grande risultato quest'anno, oltre 30 produzioni che hanno girato in tutta Italia, alcune sono andate anche all'estero, quindi l'aspetto per me fondamentale è che accanto alla grande ospitalità e ai grandi numeri di spettacoli internazionali che vengono nella nostra città, in particolare nel nostro teatro, il fatto di avere questa attenzione ad esempio a un pubblico giovane, perché gran parte delle nostre produzioni sono dedicate all'infanzia e alla gioventù, e che questo sicuramente è un modo nuovo, secondo me, ma naturalmente obbligatorio, per creare un nuovo pubblico del futuro. Commentando i dati, i vertici dello Stabile hanno sottolineato il lavoro di collaborazione di fatto con l'intera struttura cittadina, le realtà istituzionali e quelle culturali, non ultima quella con il Teatro Verdi, nonché il comparto turistico, ma soprattutto lo spirito di servizio di chi per lo Stabile e con lo Stabile lavora. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ci vediamo alle 19:30, vi ricordo l'appuntamento questo pomeriggio con Trieste in diretta, parleremo di auto d'epoca e parleremo anche del convegno di pneumologia in corso in questi giorni. Buon proseguimento di pomeriggio, ci vediamo più tardi, arrivederci.